Cante pianeta Ula Badula, dico bene? Ula Badula, questo è un pianeta. Benissimo. È un pianeta, diciamo, mi ricorda adesso quei film di fantascienza tipo il pianeta delle scimmie, quei posti, diciamo, un po' strani, un po' strani. Quindi questa è musica che arriva dallo spazio, lo possiamo dire? Sì, dallo spazio, da un pianeta non meglio identificato che medievale suggeriscono qualcuno, ma Quindi- Ognuno lo può vedere un po' come vuole. Ognuno lo può vedere un po' come vuole, avvisiamo anche, quindi anche gli utenti, diciamo, del web che a questo punto dovrebbero essere sintonizzati. Ladies and gentlemen, i sulfoniani a questo punto dal pianeta Ulabadula che meteorite portate? facciamo Ula Badula. Ah, proprio il pezzo grosso. Olè, questa era Ula Badula, questa diciamo era una sorta di entrée per entrare in questa dimensione che voi insomma ci fate immaginare anche molto pittoresca, visto anche diciamo l'abbigliamento che avete, questi particolari pantaloncini che possiamo, adesso non so, li possiamo vedere per streaming, mamma mia, ce li hanno poi, no, se alzi la gamba poi si vede, va bene. Ah, meno male che è buio, meno male che le camere sono state, ecco, però vedi se saltano un po' si vede, non lo dico a beneficio anche di chi ci, perché è veramente una cosa da gustare. Benissimo, adesso io non vorrei, come dire, farvi perdere questo sorta di flusso che state creando anche così protonico, visto che arrivate dallo spazio. Qual è il prossimo brano? Intoxica!
i sufoniani, anche proprio la caratteristica della musica surf, avere brani